Con oggi si conclude il progetto portato avanti dalla Commissione Pari Opportunità, cioè la presentazione del libro Principessa Triste. Oggi con questo incontro che stiamo realizzando qua in questo istituto si conclude il percorso che la Commissione aveva iniziato, un percorso che vedeva un lavoro un po' inverso, non una presentazione diretta del libro fine a se stessa, ma un lavoro partecipato, restituire questo lavoro che è stato fatto da alcuni operatori che hanno avuto la grande possibilità veramente di interagire nel nostro territorio attraverso questa esperienza nuova. Tante famiglie sono state coinvolte, quindi i genitori insieme con i loro figli e si sono raccontati. Queste esperienze sono state messe tutte assieme nella pubblicazione di questo libro e oggi qui con quest'ultima giornata in questo istituto vogliamo proprio che i giovani, i ragazzi siano i veri protagonisti, quelli proprio che leggono questo libro, avviare questo percorso di cambiamento che porti le nuove generazioni a vivere in maniera diversa le esperienze, a programmarsi, a progettarsi sempre più per il futuro. La presentazione di questo libro che viene fatta dalla Commissione Pari Opportunità e assieme alla dottoressa assistente sociale del Comune. Questo è un libro che è stato redatto dall'Ufficio di Pari Opportunità con la provincia, ma io ho il piacere anche di annunciare alla cittadinanza che domani nella nostra scuola sarà ricevuto la commedia di Giuffà, cioè il cantastorie di Gaetano Schifano, che verrà a presentare agli alunni dell'Ipia Marconi di Favara proprio il vecchio cantastorie che ormai è scomparso.